Sono molto lieto di essere qui a Conegliano, nel cuore del territorio di Conegliano, per celebrare insieme Australia Day, la nostra festa nazionale. Per noi è un giorno in cui possiamo celebrare la diversità, la storia dell'Australia. Abbiamo naturalmente i primi australiani, gli aborigeni, che hanno i più vecchi culture del mondo. Da quasi 70.000 anni hanno una cultura fantastica in Australia, e poi c'è l'immigrazione in Australia da circa 2 secoli, e celebriamo questa diversità, questa combinazione di persone da tutti i paesi del mondo, e l'immigrazione italiana in Australia è una parte importante, molto importante di questa storia. E anche ci sono tantissimi veneti che sono andati in Australia per fondare una nuova vita in Australia, e hanno un grande successo, hanno fatto un contributo fantastico in Australia. È una grande emozione ospitare l'ambasciatore australiano in Italia, Greg French, che tra l'altro è già stato a Conegliano, per cui è già un amico della nostra città, ma oggi farlo in maniera ufficiale per l'Australian Day è un motivo di soddisfazione, anche un motivo di riconoscimento al grande lavoro che è stato fatto in questi anni in questo territorio, che ha portato l'anno scorso, il 7 luglio, ad essere territorio dell'UNESCO. Questo è ciò che vuol dire anche un battage di conoscenza anche all'estero molto superiore. Stiamo lavorando in questa direzione, poi quello che ci unisce all'Australia è qualcosa che ci vede da molti decenni, dall'inizio dell'immigrazione, vedere due popoli così distanti ma così uniti. C'è molto di italiano in Australia e molto di australiano in Italia, per cui c'è un gemellaggio da rinnovare con la città di Lismore, tante cose in agenda oggi, ma soprattutto una grande vicinanza e anche una grande solidarietà che oggi porgiamo a un popolo australiano che è messo a dura prova da una serie di incendi che tutti noi abbiamo visto con le immagini satellitari, ma anche la televisione, essere qualcosa di drammatico. Fortunatamente ne stanno uscendo, come sono abituati a fare, con gran lavoro, con grande dedizione, ma veramente non c'è momento migliore di averli qua che questo, in cui potremo dimostrargli la nostra solidarietà da un lato, rinnovare i patti di amicizia che abbiamo con loro e intraprendere nuovi rapporti. Vediamo attraverso questa storia legami, collegamenti molto forti, e oggi nel mondo moderno possiamo fare tante cose insieme, sia nell'energia rinnovabile, dove noi abbiamo grandi tecnologie, anche gli italiani, e vogliamo lavorare insieme per raggiungere risultati importanti per tutto il mondo.